Un tavolo permanente della Regione per monitorare la gestione idrica ad Agrigento. Per ridurre la sete, Favara collega un pozzo comunale. Il paradosso di Cammarata e San Giovanni Gemini limitrofi, il primo all'acqua a sufficienza, il secondo no. Strada in salita per l'aeroporto di Agrigento. L'ENAC chiede chiarimenti, ma gli architetti dicono non mollate. L'USB TPL, il sindacato chiede una gestione pubblica e trasparente del trasporto locale. CISL, disagio e incertezza per i comuni in fase di commissariamento per i bilanci. Sodano emana Nura nota contro l'autonomia differenziata. Fratelli d'Italia dice ha tradito i siciliani. Commissione bilancio all'Arsa approva aiuti per allevatori e agricoltori, poi l'Aula deciderà. Detenuto straniero aggredisce agenti al carcere Petrusa di Agrigento. Lavoro nero a Realmonte, multata impresa per 60.000 euro. Pesca di frodo, sequestro ricci di mare a un licatese. Sarà in grande stile, tanti appuntamenti per soddisfare un'ampia richiesta di pubblico l'estate in pedoclina. Ai nostri microfoni il sindaco Martello e l'assessore Bruno Gallo. La giornata del rifugiato, occasione per inaugurare un monumento a Marina di Palma di Montechiaro. Al professore Francesco Pira il premio Pace e Spiritualità e all'Ordine dei Medici di Agrigento altro premio per l'impegno di qualità sul tema dell'intelligenza artificiale. Bentrovati dalla nostra informazione. Abbiamo ancora e sempre l'acqua per adesso in apertura. C'è un tavolo permanente che è stato istituito dalla Regione per monitorare quotidianamente l'approvvigionamento idrico di Agrigento e della sua fascia costiera, per intervenire tempestivamente su ogni singola criticità, soprattutto guardando al settore turistico alberghiero. Un tavolo permanente per monitorare quotidianamente l'approvvigionamento idrico di Agrigento e della sua fascia costiera e per intervenire tempestivamente su ogni singola criticità, soprattutto nel settore turistico alberghiero. E, quanto deciso nel corso della riunione della cabina di regia sull'emergenza idrica convocata d'urgenza dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con l'obiettivo di accelerare ogni possibile azione contro i rischi legati agli effetti della siccità. Ho voluto costituire immediatamente un tavolo di emergenza sulla crisi idrica di Agrigento, dice il presidente della regione, per fornire risposte celeri alla città, soprattutto in vista della stagione turistica appena iniziata. L'obiettivo è scongiurare il peggioramento della situazione ed evitare anche gli effetti negativi di allarmismi che possono essere amplificati creando gravissimi danni all'economia e all'immagine della città dei Templi e dell'intera Sicilia. Il mio governo seguirà quotidianamente il lavoro di questo tavolo, fornendo supporto e tutto quello che sarà necessario, ma ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e lavorare alacremente già da domani per risolvere il problema nell'immediato e, poi, per soluzioni strutturali di medio e lungo termine. Al vertice che si è svolto a Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione, erano presenti anche il dirigente della Protezione Civile, Salvo Cocina, l'assessore all'energia, Roberto Di Mauro, il sindaco di Agrigento, Micciché, i rappresentanti dell'AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, dell'ATI, di Siciliacque, il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, Baldo Giarraputo, il segretario generale dell'Autorità di Bacino, Leonardo Santoro. In videocollegamento, anche il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Nel corso della riunione è stata ribadita la necessità di procedere immediatamente all'esecuzione di quegli interventi a breve termine che garantiranno un maggiore rifornimento di acqua, scongiurando così il peggioramento dello scenario in piena stagione turistica. Il presidente della regione e il dirigente del Dipartimento della Protezione Civile hanno garantito l'immediata copertura finanziaria, già prevista nei 6 milioni di euro stanziati per fronteggiare la crisi agrigentina, ed ogni eventuale necessità legata ad anticipazioni di spesa, ed hanno invitato ATI e AICA all'immediato avvio dei lavori senza ulteriori indugi.
I due enti dovranno individuare con precisione ulteriori interventi per i quali potrà essere data copertura finanziaria. Cocina ha inoltre assicurato il finanziamento per l'acquisto di 2 autobotti di pronta disponibilità e di mezzi leggeri adatti a raggiungere le vie del centro storico. E Favara si dà da fare per dare un aiuto ai suoi cittadini in tema di crisi idrica. È stato collegato ieri sera alla rete cittadina il pozzo comunale che si trova in zona campo sportivo e potrà offrire a Favara delle importanti risorse idriche per fronteggiare la crisi al termine delle necessarie attività di manutenzione e di verifica della qualità chimico-fisica del liquido estratto. Ne dà comunicazione il sindaco di Favara, che spiega si tratta di un primo risultato ottenuto dopo mesi di interlocuzioni del comune con AICA e la regione siciliana e che porterà ad altre attività tutte finalizzate a ridurre la sete della nostra cittadina e soprattutto la dipendenza dall'unica condotta di ingresso. Adesso, fatte le analisi, dice, se l'acqua sarà ritenuta utilizzabile, firmerò un'apposita ordinanza per l'uso straordinario, mentre già nei prossimi giorni partiranno le attività di scavo che ci permetteranno di intercettare l'acqua al di fuori dall'area di rispetto del cimitero, vincolo che attualmente limita l'uso del pozzo in questione, così conclude il sindaco. Però di fatto c'è un paradosso: Cammarata e San Giovanni Gemini sono due comuni limitrofi, praticamente attaccati, il primo all'acqua, il secondo no. Giuseppe Riccobene, esponente del PD e di Legambiente, dice che non dipende solo comunque dalla siccità, ma anche dalla capacità di chi amministra. Il paradosso di Cammarata e San Giovanni Gemini: il primo non ha problemi idrici con l'acqua tutti i giorni, il secondo sì. Eppure sono confinanti e praticamente attaccati l'un l'altro, e quanto emerge da una riflessione di Giuseppe Riccobene del PD di Agrigento ed esponente di Legambiente, che evidenzia come, seppur la siccità possa averne una colpa, il problema è piuttosto addebitabile a chi non ha fatto con precisione e correttezza tecnica quanto era nelle sue competenze. Difatti il comune di Cammarata gestisce autonomamente le sue risorse e non concede la propria acqua al vicino. Riccobene è certo che l'acqua nei rubinetti delle case potrebbe giungere con una certa regolarità e distingue tra usi domestici e usi per l'agricoltura e la zootecnia. Per quanto la legge consenta la gestione autonoma dell'acqua, dice, dovrebbero essere posti seri controlli all'intero sistema. L'acqua in esubero che sgorga dalle sorgenti, afferma, spesso non viene captata e utilizzata e finisce nei fiumi. Riguardo al 58% delle perdite che si registrano ad Agrigento, sottolinea poi, va calcolato in questo dato anche la percentuale di furti. Cambiamo pagina, adesso andiamo all'aeroporto di Agrigento, una strada che si profila abbastanza in salita perché l'ENAC ha chiesto al Libero Consorzio chiarimenti relativamente allo studio di fattibilità. Gli architetti intervengono, continuano a sostenere e dicono: non mollate perché noi siamo con voi. Sentiamo. È pieno di ostacoli il percorso per la realizzazione dell'aeroporto Valle dei Templi. L'ENAC ha chiesto al Libero Consorzio Comunale di integrare lo studio di fattibilità, redatto dagli esperti della KPMG, con ulteriori studi tecnico-economici e finanziari. In particolare, l'ente preposto al rilascio del parere, che produrrebbe l'inserimento dello scalo nella programmazione nazionale degli aeroporti, ha chiesto di valutare meglio la lunghezza della pista, al momento lunga 1200 metri, e di supportare la documentazione già prodotta con ulteriori dati finanziari e socio-economici e con studi anemometrici, pluviometrici e idrografici aggiornati alla data odierna. Siamo certi, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti, Rino Lamendola, che i tecnici del Libero Consorzio, con il supporto di esperti all'uopo incaricati, sapranno superare le criticità rilevate dall'ENAC che, richiedendo elaborati integrativi, ha di fatto confermato che l'aeroporto Valle dei Templi è in agenda. In ogni caso,
Al fine di raggiungere l'obiettivo, siamo pronti a fare squadra con il Libero Consorzio, con la Regione, con il Comitato Civico Promotore dello Scalo, con la rete delle professioni tecniche, con i sindaci e con i parlamentari che, a prescindere dai colori politici, siano impegnati a promuovere la concreta realizzazione di un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo socio-economico, non solo della città dei Templi, ma dell'intera Sicilia centro-meridionale. In linea con i principi a cui si ispira il Piano Nazionale Aeroporti, ribadisce l'Amendola, e con l'obiettivo di superare eventuali tensioni dovute a concorrenze territoriali, concentrando le attività amministrative aeroportuali in 2 poli, lo scalo agrigentino, così come quello di Birgi, potrebbe alimentare il polo occidentale dell'isola che, dal punto di vista amministrativo, farebbe capo a Punta Raisi. Analogamente, lo scalo di Comiso potrebbe essere aggregato al polo orientale, facente capo a Fontanarossa. Tutto ciò consentirebbe una notevole riduzione dei costi di gestione e una più attenta e organica pianificazione dei voli in relazione alle esigenze del territorio siciliano. Ancora in tema di trasporti, questa volta parliamo di quelli locali. Sono soddisfatti gli aderenti a USB Lavoro Privato, settore TPL, perché ieri hanno tenuto questo presidio contro la gestione della qualità del servizio e la tutela dei lavoratori e dei cittadini relativamente a ciò che sono i trasporti pubblici gestiti dalla TUA, e dicono che comunque si può garantire un buon servizio solo attraverso una gestione pubblica e trasparente del trasporto locale. Sono soddisfatti gli aderenti a USB Lavoro Privato, settore TPL, per la mobilitazione svoltasi ieri, che ha visto una delegazione convocata dal sindaco Micichè a un tavolo di confronto sulla gestione dei trasporti pubblici attualmente in mano a TUA SRL. Il nostro intervento al tavolo, dicono, è stato centrato e non privo di critiche riguardanti le diverse problematiche che abbiamo riscontrato nell'ambito della gestione dei trasporti pubblici agrigentini, ribadendo una condotta, a nostro avviso, discutibile della TUA, alla quale in questi anni, e nonostante le diverse segnalazioni in riferimento a presumibili violazioni contrattuali rilevate nel tempo, è stato concesso di operare con affidamenti in proroga, tagli dei servizi, mancati adempimenti, l'introduzione del biglietto a tempo, mancanza di investimenti sulla sicurezza, licenziamenti immotivati di alcuni lavoratori poi prontamente reintegrati dai giudici. La nostra delegazione, dicono in una nota, ha fatto presente all'amministrazione comunale la necessità di internalizzare i trasporti pubblici, unica soluzione per evitare che tale servizio essenziale continui ad essere affidato a privati in cui l'unico scopo è il profitto a discapito di lavoratori e cittadini. Le tematiche da noi sollevate, dicono, saranno oggetto di futuri confronti con la parte politica, che ci ha riconosciuto il ruolo di unica organizzazione sindacale in grado di portare ai tavoli argomentazioni chiare e concrete sul tema. Come USB, concludono, rimaniamo fermi nella nostra posizione. La qualità del servizio e la tutela dei lavoratori e dei cittadini possono essere garantite solo attraverso una gestione pubblica e trasparente del trasporto locale. Parliamo adesso di comuni in fase di commissariamento a causa della mancata approvazione dei bilanci. C'è un allarme. Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Calamona, Cicammarata, Casteltermini, Cianciana, Comitini, Favara, Ioppolo, Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Lucca, Sicula, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta e ancora Sciacca, Villafranca, Sicula e Santa Margherita di Belice nell'Agrigentino saranno destinati del commissariamento della Regione a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione. E per la CISL il commissariamento non è una buona notizia, perché metterà a rischio servizi sociali, asili nido, mense scolastiche e finanziamenti. Lo affermano la segretaria generale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Carmela Petralia, e Salvatore Parello, segretario generale della CISL Funzione Pubblica,
sempre di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Siamo preoccupati, proseguono Petralia e Parello, perché questo commissariamento va ad aggiungersi a quelli di altri 68 comuni delle 3 province che sono in predissesto o in dissesto finanziario con tutto quello che ne consegue. È chiaro che nel momento storico in cui ci troviamo, con risorse del PNRR e altri fondi comunitari e nazionali che vanno programmati, impegnati e soprattutto spesi, la critica situazione delle autonomie locali crea forte disagio. Il mancato rispetto dei tempi di approvazione del bilancio preventivo comporta inoltre la sospensione dei trasferimenti ordinari con buona pace delle politiche di investimento che sono il motore di una collettività, dicono. Nel concludere, Carmela Petralì e Salvatore Parello volgono lo sguardo ai territori della Sicilia centrale dove le criticità si sommano alle emergenze. Le nostre aree, affermano, non possono permettersi un arresto dell'attività amministrativa, più di altre realtà comunali necessitano di infrastrutture, servizi pubblici, certezza dei tempi. Non possono pregiudicare la loro immagine né rischiare di perdere la fiducia non solo dei cittadini ma anche dei possibili investitori, compromettendo la capacità di accedere a finanziamenti. È chiaro, concludono, che se si vuole garantire un futuro dignitoso alle giovani generazioni non si può più giocare con l'efficienza delle autonomie locali. Ed è l'autonomia differenziata al centro dell'attenzione del già deputato pentastellato Sodano, l'agrigentino, che ha scritto una nota nella quale dice che l'autonomia differenziata accenterà le disuguaglianze economiche tra nord e sud e dirige questa nota in particolare a Fratelli d'Italia e all'onorevole Calogero Pisano. L'autonomia differenziata accentuerà le disuguaglianze economiche tra nord e sud. La riforma, da sempre al primo posto delle ambizioni riformatrici della Lega Nord, consente infatti di richiedere maggiori competenze regionali in settori di importanza strategica, tra cui istruzione, sanità, trasporti ed energia. Le regioni più ricche del settentrione, con economie più solide, saranno in grado di trattenere una maggiore percentuale delle imposte locali per finanziare i propri servizi, al contrario quelle del sud, che dispongono di risorse finanziarie limitate e minori capacità amministrative, si troveranno in grave difficoltà nel gestire le proprie competenze. E questo è il contenuto di una dura presa di posizione dell'onorevole Michele Sodano, già deputato nazionale pentastellato, che in una nota si rivolge in particolare all'onorevole Calogero Pisano, rappresentante della provincia di Agrigento, esprimendo profonda indignazione e amarezza a seguito del voto favorevole all'autonomia differenziata. Grazie al vostro sì, dice, la riforma è stata approvata alla Camera dei Deputati. La vostra azione continua rappresenta un tradimento senza precedenti nei confronti della Sicilia e di tutti i cittadini che vi hanno eletto con la speranza che avreste difeso il loro interessi piuttosto che accodarvi alle miserabili indicazioni dei vostri partiti. La vostra decisione, conclude, spacca in due l'Italia. L'autonomia differenziata riduce infatti la solidarietà tra regioni, con un principio fondamentale su cui si basa l'unità del nostro Paese. Con questa riforma si aggravano ulteriormente le disuguaglianze esistenti. Era lecito, dice, aspettarsi che almeno voi deputati del Sud vi opponeste fermamente a questa forma devastante. E ci sarebbero in arrivo per allevatori e agricoltori aiuti da parte della Regione. La Commissione Bilancio all'ARS ha approvato dei finanziamenti, però adesso la parola passerà all'Aula. Approvato in Commissione Bilancio un pacchetto di misure di sostegno di agricoltori e allevatori. Il disegno di legge a sostegno dell'agricoltura sarà ora portato al voto dell'Aula di Sala d'Ercole, per complessivi 35 milioni di euro per sostegni diretti al settore ed altre somme da destinare all'abbattimento dei costi del credito. In particolare, gli interventi approvati in Commissione Bilancio prevedono 10 milioni di euro per la corresponsione di indennizi alle aziende produttrici di foraggi e cereali, 10 milioni per le aziende di allevamento, per l'acquisto di foraggi,
15 milioni per contributi da destinare ad opere idriche come vasche, pozzi, pompe, canalizzazioni, impianti irrigui, da realizzare nel corso del 2024. Rispetto al credito, la Commissione ha inoltre previsto contributi a fondo perduto, per una somma complessiva di 2 milioni e mezzo di euro, per l'abbattimento degli interessi passivi sui finanziamenti ed ha previsto il blocco della riscossione dei canoni idrici e dei ruoli consortili da parte dei consorzi irrigui. Qualche notizia di cronaca: un detenuto straniero ha aggredito 4 agenti della polizia penitenziaria. È accaduto al carcere Petrusa di Agrigento, all'interno del quale gli uomini in divisa erano intervenuti nella cella dopo aver sentito alcune urla. Appena arrivati sul posto hanno notato un materasso che era stato dato alle fiamme. Il detenuto, alla vista degli agenti, si è scagliato al loro indirizzo cominciando a sferrare calci e pugni. I 4 sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento con traumi sparsi. A denunciare l'accaduto è stato l'ispettore Calogero Spinelli, segretario nazionale del sindacato FSA CNPP. 2 lavoratori in nero su 3 presenti e 60.000 euro di sanzioni, oltre che 2 persone denunciate. Il bilancio di un controllo dei carabinieri del nucleo tutela lavoro effettuato nei giorni scorsi in un cantiere di Realmonte. I militari dell'Arma hanno riscontrato la presenza di 2 lavoratori non in regola, oltre ad una lunga lista di irregolarità in materia di sicurezza e lavoro. Al termine dell'accertamento sono stati denunciati il titolare del cantiere, un 60enne di Realmonte, e il responsabile della sicurezza, che è un 30enne di Agrigento. Elevate anche sanzioni, come detto, per 60.000 euro. E complici le alte temperature, incendi di grosse proporzioni si sono registrati in tutta la Sicilia, colpite le province di Catania, Enna, Palermo ed Agrigento, dove in particolare le fiamme hanno divorato la vegetazione di Contrada Canalotto a Cianciana e Contrada Giardinello a Ribera. Duro lavoro dunque per le squadre dei vigili del fuoco e anche per i Canadair, che sono dovuti intervenire in alcuni casi per avere ragione delle fiamme. Verrà garantita la presenza di un pediatra presso il presidio di continuità assistenziale di Siculiana nelle giornate di martedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Lo rende noto il direttore del distretto Ercole Marchica. Il servizio sarà attivo da martedì prossimo e contribuirà a colmare alcune criticità per implementare l'offerta sanitaria non solo presso il comune di Siculiana ma anche presso i comuni limitrofi. E adesso passiamo a Porto Empedocle, che si prepara in grande stile a vivere quella che ormai è un appuntamento tradizionale come l'estate empedoclina. Coinvolgerà i residenti, i turisti, con una vasta offerta al pubblico che chiaramente ci illustra in queste interviste il sindaco Calogero Martello e l'assessore Bruno Gallo. Sindaco, è partita l'estate empedoclina, un programma molto ricco e variegato fino addirittura ai primi giorni di settembre. Sì, quest'anno abbiamo voluto ed abbiamo realizzato, grazie anche alla collaborazione fattiva dell'assessore Michele Bunogallo, un programma che parte già dal 21 giugno con il solstizio d'estate, con una serie di manifestazioni alla Torre, e proseguirà poi fino al 6 di settembre con tutta una serie di manifestazioni che vedranno coinvolte quest'anno, rispetto agli anni passati, anche le zone balneari dei lidi. Questo perché, insieme con l'associazione dei commercianti che hanno costituito un comitato nella zona lidi, si è deciso di fare in modo che anche quella parte della nostra città dove d'estate vanno a passeggiare e a passare qualche oretta i nostri concittadini e anche gente che viene da fuori, di poter dare la possibilità di avere una serie di spettacoli di intrattenimento che possano allietare le persone durante queste calde sere d'estate. È chiaro che il programma è un programma che
parte già dal 21 di giugno, come ho detto, e si estrinsecherà in un paio di mesi, quindi luglio e agosto, con una serie di manifestazioni e con poi 2 feste che sono le nostre feste patronali, che è la festa della Madonna del Carmine e la festa di San Calogero, alle quali abbiamo voluto dedicare quest'anno una particolare attenzione da un punto di vista economico-finanziario, perché ritengo e riteniamo come amministrazione, ma come i cittadini di questa città, che le feste patronali rappresentano la storia, la cultura, le tradizioni di un popolo, ed in modo particolare la festa della Madonna del Carmine e di San Calogero rappresentano per noi 2 momenti importanti della nostra cittadina. Le manifestazioni che quest'anno abbiamo voluto inserire in questa cartellonistica, oltre alla 6ª edizione del Premio Vigata, e quindi abbiamo 8 serate di teatro organizzate dal grande uomo di teatro che è Giovanni Volpe, abbiamo voluto inserire anche una serie di manifestazioni che vanno dalla musica al cabaret, perché vogliamo coinvolgere l'intera città, non soltanto fasce da 0 a 20 anni, ma l'intera popolazione che abbia modo di poter uscire, passeggiare e trascorrere qualche ora nella nostra città, cercando anche di poter attrarre dai comuni limitrofi e comunque anche da fuori provincia gente che possa venire nella nostra cittadina. Il cartellone è variegato, come ha visto lei, caro direttore, e ci auguriamo che sia un'estate calda per com'è, che il problema dell'acqua non diventi ancora un problema particolarmente gravoso per l'intera provincia e per la Sicilia, e quindi auguro una buona estate, un buon divertimento a tutta la città di Porto Empedocle e a tutti coloro che avranno il piacere di venirla a visitare. Assessore Gallo, un'estate ricca, intensa, un programma molto dettagliato e particolareggiato. Certo che servirà ad attrarre non solo i turisti della nostra provincia, ma anche fuori? Sì, quest'anno abbiamo realizzato un programma molto ampio e vario che va appunto dal 21 giugno fino al 6 settembre, dopo le festività di San Calogero. Un punto molto importante di quest'anno è l'estensione del programma anche al Lido Azzurro, grazie alla collaborazione dei commercianti. Anche lì monteremo un palco e parte degli eventi saranno anche posti lungo il lungomare. Avremo quindi anche musica, sfilate, riprenderemo la sfilata Miss e Mister Azzurro che veniva fatta qualche anno fa. Programma quindi sia al Lido sia quindi a Piazza Kennedy, dove riprenderemo la formula vincente con il 6º premio Vigata Andrea Camilleri, grazie al direttore artistico Giovanni Volpe. Ci accompagnerà con 8 serate, poi avremo diversi concerti, saggi di scuole di canto e serate di cabaret. Sarà quindi un programma che coinvolgerà quindi tutti, sia grandi che piccoli. Auguro una buona estate empedocrina a tutti. Studenti con disabilità. Il Libero Consorzio di Agrigento apre le iscrizioni all'albo registro provinciale degli enti idonei ai servizi specialistici. Aperte le iscrizioni all'albo registro provinciale degli enti già iscritti agli albi regionali speciali, per lo svolgimento dei servizi specialistici in favore degli alunni con disabilità frequentanti gli istituti secondari di 2° grado per il prossimo anno scolastico. L'avviso pubblico e i relativi allegati possono già essere consultati e scaricati accedendo alla homepage del sito www.provincia.agrigento.it. Le istanze degli enti del terzo settore interessate dovranno essere presentate entro e non oltre il 19 luglio prossimo. I servizi sono finalizzati a migliorare l'inclusione degli studenti in situazione di handicap residenti nei comuni del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ed iscritti e frequentanti le scuole secondarie di 2° grado. I destinatari del servizio sono gli studenti con disabilità fisica e o psichica e o sensoriale in possesso della certificazione dello stato di disabilità, rilasciata ai sensi di legge, la cui gravità comporti una significativa limitazione di autonomia in ambito socio-relazionale e di comunicazione tale da richiedere assistenza specifica nella sfera individuale e o in quella di relazione. Consueto break da dedicare alla pubblicità, torniamo tra pochissimo.
E al centro della nostra attenzione adesso è la giornata mondiale del rifugiato, che a Palma di Montechiaro mette al centro il dramma dei migranti. A Marina di Palma viene inaugurato un monumento per riflettere e ricordare i profughi scomparsi e quelli che affrontano quotidianamente i viaggi della speranza. Angelo Augusto. Simona Di Miceri, direttrice del progetto SAI della Sole Società Cooperativa Sociale. Parliamo di questi giorni, della giornata del rifugiato e poi soprattutto di questa bella iniziativa di stamattina, un monumento a Marina di Palma accanto al mare dedicato ai migranti. Ieri 20 giugno e oggi 21 giugno si festeggia la giornata mondiale del rifugiato. Qui a Palma abbiamo iniziato ieri i festeggiamenti con un torneo di calcio che si è svolto in un campetto palo Borsellino a Palma di Montechiaro. Oggi questa iniziativa di inaugurare questo monumento celebrativo in occasione dell'accoglienza appunto e dell'integrazione. È stata fatta questa scelta e presa questa decisione perché appunto volevamo dare un segno di presenza sul territorio. Il monumento, la piazzetta è stata in tutto e per tutto sistemata e pulita dai nostri ragazzi con la supervisione ovviamente degli operatori del centro. Oggi con questa installazione appunto vogliamo dare un segno della nostra presenza per dimostrare che questi ragazzi sono ben integrati sul territorio palmese, e soprattutto ringrazio le istituzioni, il comune, il sindaco per averci dato la possibilità di poter realizzare tutto questo. Palma sta festeggiando questa importantissima giornata, anche perché Palma da sempre è terra di accoglienza e, come ama dire il dottore Sardone, è terra di inclusione. Il dottore Sardone è il mio dirigente dei servizi sociali che insieme alla dottoressa Spinello e a tutto lo staff collabora con le cooperative che fanno accoglienza. Oggi, grazie al lavoro encomiabile e applauso che devo fare alla cooperativa Sole, che si prodiga da anni per raccogliere questi nostri fratelli che vengono disperati da questo che in realtà dovrebbe essere un meraviglioso mare e spesso invece si trasforma in un cimitero a cielo aperto. Questo monumento in questo spazio rigenerato, tra l'altro questo spazio ha una storia tutta sua. Inizialmente venivano collocati i contenitori per i rifiuti, invece poi man mano l'abbiamo rigenerato con un primo intervento che avete visto, è stato restaurato, e adesso con questa operazione che ci ricorderà ancora una volta i nostri fratelli disperati che giungono dall'Africa, che scappano da guerre, da crimini indicibili, da violenze senza pari. Da questo punto di vista siamo felici e siamo d'accordo con il nostro governo nazionale per il piano Mattei affinché si abbia il diritto di non emigrare, che è diverso dal non accogliere. Noi siamo per l'accoglienza, ma bisogna dare la possibilità ai nostri fratelli di non intraprendere un viaggio così rischioso come quello che è attraverso il deserto e il Mar Mediterraneo. Olè! Pesca di frodo, sequestrati 5.000 ricci di mare a un pescatore. La Guardia di Finanza della sezione navale di Palermo ha multato un sub catanese su di un'imbarcazione da diporto, colto in flagrante mentre pescava ricci nelle acque del porto di Licata. Sono stati sequestrati 5.000 esemplari pescati, violando il divieto di fermo biologico che nasce con l'obiettivo di bloccare il prelievo massiccio dei ricci di mare per consentirne il ripopolamento dei fondali a rischio di desertificazione. I ricci dunque, dopo il parere favorevole rilasciato a seguito del controllo dei veterinari dell'ASP, sono stati gettati nuovamente in mare. E il sociologo, saggista e giornalista docente dell'Università di Messina, professore Francesco Pira, è stato insignito del primo premio Pace e Spiritualità 2024 per un articolo sull'intelligenza artificiale. Il riconoscimento sarà consegnato dalla presidente dell'Accademia Euromediterranea delle Arti, Maria Teresa Prestigiacomo. Utilizzare l'intelligenza artificiale in guerra per
uccidere, ha dichiarato il docente, è terribile e ci disumanizza. È molto bello sapere, mentre sono in missione in Spagna per impegni accademici, che l'Accademia Euromediterranea delle Arti, presieduta da Maria Teresa Prestigiacomo, per il secondo anno mi ha attribuito, un grazie speciale alla giuria, il primo premio per un articolo in cui parlo dell'appello del Papa ad utilizzare l'intelligenza artificiale per fare del bene e non per uccidere. Quindi l'intelligenza artificiale come arma per la pace e non come arma per uccidere bambini, anziani, persone inermi che in questo momento sia in Ucraina che sulla striscia di Gaza perdono la vita grazie anche all'utilizzo delle nuove tecnologie. Tutto questo è inaccettabile e rende l'uomo meno umano, disumanizza la nostra società, e quindi ricevere un premio per la pace in questo momento in cui si continua a combattere, in cui ogni giorno nella nostra quotidianità noi facciamo delle battaglie l'uno contro l'altro, armati, perché vogliamo prevalere, sicuramente è qualcosa che mi riempie di gioia, perché vuol dire che la giuria ha riconosciuto il merito di un messaggio che ha una valenza importante, che ha degli elementi valoriali che possono essere incisivi nella nostra società. Quindi io ringrazio la giuria, ma soprattutto ritengo che questo premio debba essere dedicato a tutte quelle persone che in nome di una guerra che non ha senso hanno perso la vita. Noi abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di essere noi stessi, abbiamo bisogno di rispettare gli altri. Viva la pace! E ancora un altro premio, questa volta va all'Ordine dei Medici di Agrigento, che tra i primi 4 ordini dei medici premiati dalla Federazione Ordini dei Medici a Roma. L'ambito riconoscimento lo ha avuto per un interessante partecipato convegno che ha realizzato sull'intelligenza artificiale, aspetti medici ed etici. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento è stato insignito del premio Le eccellenze dell'informazione scientifica e la centralità del paziente, giunto quest'anno all'8ª edizione, promosso dalla FNOMCEO, che si terrà a Roma il prossimo 27 giugno. L'Onceo di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella, si è qualificato nella sezione Eccellenze dell'informazione scientifica, categoria eventi e congressi, con l'evento svoltosi nel marzo scorso alla Biblioteca Lucchesiana, sul tema intelligenza artificiale, aspetti medici ed etici, al quale ha fatto seguito la mostra Ars Medica, manoscritti e libri antichi della Biblioteca Lucchesiana, insieme con gli Onceo di Venezia, di Cosenza e di Enna. Il convegno per il quale la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatrici conferirà questo importante premio, commenta Santo Pitruzzella. È frutto di un lavoro congiunto tra la Commissione Cultura di Onceo, composta dal componente del Consiglio Direttivo, Salvatore Casà, il responsabile scientifico, Carmelo Graceffa, e il team della Biblioteca Lucchesiana. Siamo onorati di ricevere questo importante riconoscimento che ci dà la forza per continuare ad andare avanti, facendo meglio. Il convegno e la relativa mostra, promossi dall'Ordine di Agrigento, avevano come obiettivo far riflettere sulle problematiche contemporanee e attuare un confronto tra passato e presente. Al centro del dibattito si è svolta un'attenta riflessione sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, con seri risvolti etici che riguardano principalmente l'essere umano, la sua libertà, la sua coscienza, la sua capacità di autodeterminazione. È giornata di sensibilizzazione sul tema da parte dell'Associazione Italiana contro le leucemie ad Agrigento. Oggi è la giornata nazionale contro le leucemie. Qual è l'impegno della vostra associazione AIL?
L'AIL, l'associazione appunto contro le leucemie, linfomi e mieloma, opera già dal 1969 in Italia e in tutte le province attraverso le AIL provinciali a sostenere tutte le persone che sono malate di leucemia, linfomi e mieloma in tutto il percorso della loro malattia. Quindi loro hanno la possibilità di telefonare H24 al numero che indicheremo per avere sostegno sia quando è necessario inviare delle analisi per esempio nei centri ematologici più importanti per la valutazione, la diagnosi, sostiene economicamente le famiglie che non riescono a sostenere le spese mediche, molto spesso anche gli spostamenti, i farmaci a pagamento, certe visite specialistiche, quindi c'è un sostegno sia economico sia di accompagnamento lungo il percorso della malattia di tutti i pazienti che si rivolgono a noi. Le chiedo l'importanza di questa giornata all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sì, oggi siamo qua un gruppo di volontari in rappresentanza ovviamente della nostra grande famiglia che è guidata da diversi anni dalla dottoressa Marianna Bonsignore, la nostra presidente provinciale. Tutte noi siamo sicuramente spinte oggi ancora di più dall'importanza che secondo noi riveste la ricerca scientifica ed è uno dei principali obiettivi ovviamente dell'AIL nazionale, che oggi oltretutto per noi è un giorno di festa perché oltre a ricorrere la giornata nazionale oggi l'AIL compie anche 55 anni di attività che si rivolge a tutti gli ammalati oncoematologici e ai loro familiari per offrire assistenza, qualunque tipo di informazione oltre che sostegni economici. Siamo qua, ringraziamo ovviamente tutta la direzione strategica dell'ASP di Agrigento e la direzione sanitaria di presidio che ci ha ospitato e ha accolto subito questa nostra iniziativa e l'ha abbracciata, devo dire, senza avere alcuna esitazione. È fondamentale informare tutti i cittadini dell'esistenza dell'AIL che opera in tutto il territorio nazionale, opera anche ad Agrigento. Chiunque possa avere necessità di informazioni, di aiuto e di sostegni può rivolgersi a noi. Presidente, ancora troppi morti sul lavoro, campagne di sensibilizzazione come queste direttamente sul posto, sul cantiere diventano fondamentali. Sì, sono successe troppe morti sul lavoro. Questa campagna nasce prima delle 5 vittime e noi da tempo avevamo programmato di far venire con l'INAIL regionale, di far venire questo simulatore proprio per formare. Noi formeremo 200 persone qua su Palermo, nella provincia di Palermo, 200 operatori formati e formati così col simulatore sono una forza. Noi ci stiamo battendo tanto perché la sicurezza arriva a ognuno si deve sentire cosciente di quello che va a fare. La formazione diventa sempre più fondamentale per arrestare questa emorragia di vite umane. Assolutamente sì, oltre 1040 morti all'anno, i dati dell'INEL ce lo dicono e sono non preoccupanti ma devastanti. Noi abbiamo lanciato come Palermo, come Panormedil questo progetto insieme all'INEL, itinerante. Come itinerante deve essere la cultura della sicurezza che va installata in tutti i luoghi di lavoro e anche nei banchi di scuola, oserei dire, già dai banchi di scuola. Ovviamente quello è un effetto che sarà a lungo termine. Noi come forze sociali, come Panormedil, come scuole dire, stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie affinché fin da subito possiamo dare risposte concrete, ma anche le istituzioni devono fare la propria parte. Direttore, i dati sempre più allarmanti, avete lanciato questo progetto importante, un tour regionale che parte da Messina, fa tappa a Palermo e si chiude a Catania per
infondere la cultura della sicurezza sul lavoro. Sì, è un momento importante questo per la Sicilia, per i lavoratori della Sicilia e per le aziende della Sicilia. Finalmente siamo riusciti ad ottenere la presenza in regione di un simulatore INE, che è un brevetto che l'Istituto ha realizzato a livello nazionale e anche europeo e in altri stati, che consente di creare le condizioni che esistono all'interno degli spazi confinati e di fare non solo formazione ma anche addestramento specifico, in modo tale che i lavoratori possano rendersi conto effettivamente dal vivo di quali sono i possibili rischi connessi a quel tipo di attività. Lei è responsabile proprio sul cantiere per la sicurezza, qual è la risposta dei lavoratori e delle imprese? No, la risposta dei lavoratori è abbastanza buona, specialmente il nostro acqualavoro che è collettore sudorientale, che è proprio un lavoro in ambiente confinato, proprio grazie all'iniziativa che ho fatto in concordato con il CPT di Palermo di questo simulatore. È stato un evento che di grande orgoglio da parte nostra ospitare proprio la prova pratica di questi ambienti confinati. Anche ANCE Palermo, protagonista di questo appuntamento importante, fondamentale per sensibilizzare sull'importanza della formazione negli spazi confinati. Assolutamente sì, ANCE deve essere presente perché ANCE rappresenta i costruttori che spesso in maniera sbagliata sono additati come quelli che lavorano poco in sicurezza, in realtà è tutto il contrario. Noi partecipiamo molto a convegni, oggi invece è una giornata seria perché non è un convegno, oggi è la prova di quello che dobbiamo fare, mettere in pratica una formazione seria che non è chiacchierata, che non è raccontata nei tavoli delle università, ma è in campo. Oggi è una giornata importante, quindi ANCE deve stare in prima linea per forza. Termina qui il nostro telegiornale, noi ringraziamo per averci seguito, ricordiamo che la nostra informazione è visibile con il TG sul 93 alle 15, alle 20, alle 9 del mattino in tutta Italia sulla 268 e ancora sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque nel mondo. Grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.